Vertice Telefriuli al punto con il sindaco di Taipana, Alan Cecutti. Benvenuto sindaco. Grazie a voi. Allora, riconfermatissimo, naturalmente un plebiscito perché mi pare 88 e spacca per cento, insomma è un bel successo, anche uno stimolo per continuare, no? Con un programma e con una squadra già fatta, mi pare, no? Sì. Comunque ringrazio tutti i nostri cittadini che ci hanno sostenuto veramente con questo grande risultato che non si sperava, diciamo, ecco, visto le situazioni un po' generali, no? Cioè in cui ci si vive, no? In questi momenti. No? Questi momenti, sì. Ecco. Sì, è una squadra molto, diciamo, anche di giovani all'interno che comunque hanno tutti il loro ruolo e tra l'altro abbiamo dato anche comunque... Delle deleghe anche all'opposizione, anche all'opposizione. Insomma, abbiamo è aperto, una cosa innovativa, tra virgolette. Sì, ecco. sì. Abbiamo aperto, diciamo, un po' le porte anche alla, diciamo, virgolette, alla minoranza, ecco, che comunque siamo già partiti dall'inizio, comunque collaborativi anche nelle uscite, nelle serate verso la popolazione, eravamo proprio, si usciva proprio insieme. Ecco. Bene, allora diciamo che il clima era molto buono, quindi era anche piacevole fare la campagna elettorale, mi pareva capito. Sì, è stata una bella campagna elettorale, forse più costosa della prima anche perché sì, tra cene, inviti, no, ai cittadini vari quindi diciamo ci siamo insomma la popolazione ha dedicati. risposto anche bene. Sì. Ecco il programma che continua quello precedente in sostanza. Sì, no? Ecco i punti salienti, non so, le opere, la viabilità per esempio, che è interessante perché la zona si presta anche a manutenzioni varie, no? Sì, abbiamo un territorio, Taipana è un comune che diciamo non ha grande popolazione, abbiamo circa 600 abitanti residenti, però è un territorio molto vasto, formato da molte vallate, frazioni dislocate fra di loro, abbiamo un confine di Stato comunque verso la Slovenia, verso il comune di Caporetto, abbiamo dei fiumi anche tra cui dove nasce il Natisone, anche importanti, quindi è un territorio proprio la sua dislocalizzazione e il fatto di avere poca gente comunque ci comporta a non avere molte chiaramente risorse, quindi siamo sempre alla ricerca di fondi per migliorare sia la viabilità ma anche le problematiche varie di frane che adesso possiamo dire che normalmente accadono, no? Perché proprio col fatto del tempo che è cambiato, no? Quindi non c'è più questa costanza del piovere, no? C'è questi venti forti, piogge molto forti e tutto. Lo sbalzo del clima poi creano molte visto, problematiche. Insomma, in che periodo viviamo. Sì. Parlava della Slovenia, no? Sì. Avete rapporti saltuari oppure molto intensi? Sì, no, ci sentiamo abbastanza spesso con i vari sindaci o con i vari, diciamo, direttori dello sviluppo anche loro territoriale, proprio per capire dove loro stanno, diciamo, andando avanti e sviluppando, in modo di cercare poi di creare anche una sinergia proprio nell'ambito dello sviluppo territoriale, turistico, ecco, territoriale. Infatti proprio adesso siamo dietro a andare proprio con i primi incontri, ecco, dopo la nostra nuova elezione che abbiamo avuto, a riagganciare, diciamo, le comunicazioni che comunque c'erano anche prima, proprio per continuare a collaborare un po' in sinergia. Ecco, no? Ecco, con il personale come siete? Perché personale un po' dura, mi pare. siamo in difficoltà, tra l'altro io ho due responsabilità all'interno dell'ente, sia del servizio tecnico e del servizio finanziario. Più un altro mio assessore, tra l'altro vice sindaco Paolo Vazzaz, ha un'altra responsabilità del servizio del personale. Quindi siamo tutti e due che ufficialmente mettiamo la firma sugli atti che vengono prodotti. Insomma, in prima persona, sia politicamente che dal punto di vista operativo. Quindi abbiamo delle difficoltà note comunque come in tutti i comuni, sia per la parte tecnica, finanziaria e del segretario. Ecco. Segretario Scavalco, ovviamente. Scavalco, nella speranza che comunque ogni volta ci dia la possibilità di essere presente. È un governare un po' ostacoli, insomma. Alla fine è un governare veramente a H24 tutti i giorni, se non si è in comune comunque si è in qualche ufficio o a seguire i lavori magari sul territorio, quindi è diventato veramente un mestiere. Ecco, poi ci saranno delle associazioni sul posto, no? Perché insomma, nonostante avete un 600 rotti abitanti, ma mi pare che
Taipana è viva, insomma. Sì, abbiamo questa bella fortuna proprio di avere ogni frazione la sua associazione, in qualche frazione ce n'è anche più di una. Tra l'altro abbiamo avuto da poco una new entry, un'associazione di giovani ragazzi che sta sviluppando tutto quello che riguarda percorsi cicloturistici, bike park, infatti ci sarà diciamo, anche una collaborazione proprio trasfrontaliera in questo senso. E poi tra l'altro nello sviluppo di guide proprio sul territorio per portare famiglie o comunque turisti a conoscere le peculiarità del comune di Taipana. Ecco, ci sono molti giovani che si prestano a questa attività? Sì, oppure il volontariato è composto? Volontariato diciamo, come sappiamo sì, c'è mancanza un po' dappertutto, come in Italia, sì. Però abbiamo, diciamo, per la percentuale rispetto alla popolazione in cui siamo, ci sono parecchi giovani che si mettono a disposizione della comunità o per sviluppare comunque qualcosa per il territorio, quindi infatti li ringrazio sempre perché è fondamentale che ci sono. Ecco, sì. Avete qualche convenzione con comuni viciniori, non so? Abbiamo da poco... La vigilanza per esempio, oppure altre cose così? No, vigilanza non abbiamo da poco diciamo, appena instaurato una piccola convenzione proprio per l'ufficio finanziario col comune di Lusevera. Ecco. Ecco. Però diciamo, siamo in fase ancora di start-up. Ecco. Sì. È chiaro che il bilancio avrà qualche problema perché con i costi energetici, no, che sono aumentati e quindi anche le difficoltà economiche delle famiglie, dovreste presentare qualcosa di nuovo, forse fare qualche taglio. Ma allora al momento stiamo monitorando proprio la questione aumento di spese energetiche, chiaramente che quelle lì saranno... Sperando che la Regione venga in aiuto proprio anche ai comuni come i vostri, insomma. No? Sì, sì, sembra, da quello che mi ho sentito sembra che ci siano diciamo, anche piccoli aiuti, ma l'importante è che ci siano a sostegno di queste spese, diciamo che non erano anche previste poi tra l'altro. Sì. Quindi sì, dovremmo sicuramente tagliare più che altro qualche progettualità che dovevamo calare sul territorio, magari a far fronte poi di queste spese. Però diciamo, stiamo monitorando la cosa giorno per giorno, quindi adesso proprio siamo in fase di predisposizione del bilancio di previsione e quindi alcune promesse che comunque abbiamo fatto, che dobbiamo mantenerle entro l'anno e le faremo quelle di sicuro, poi vedremo quelle successive per gli anni futuri. Se la situazione non cambia sicuramente andremo alla ricerca di ulteriori fondi tramite la Regione o altri adeguarsi un po'. Poi ci sono questi PNRR che però vi danno la difficoltà di trovare la gente che si dedichi, no? Il PNRR sì, è diciamo, un'opportunità, ma dall'altro, visto che la seguo poi anche direttamente la situazione proprio nell'ambito degli uffici, c'è anche una difficoltà poi, no? Proprio per quanto il comune nostro è piccolo. Sì. Penso però ci sia anche difficoltà nei comuni anche un po' più grandi dei nostri. Sì, è una difficoltà generalizzata, tanto più in un comune come voi. Abbiamo fatto 2 richieste comunque sia per la viabilità, perché punteremo molto al fatto della viabilità proprio sull'asse trasfrontaliero per poi chiaramente valorizzare, potenziare ancora di più il passaggio di turisti sul territorio. E sarebbe molto importante questo. Sì. E quindi diciamo, la viabilità di Ponte Vittorio Taipana che poi conduce al fondovalle, Nimis, Tricesimo. Ecco. Sì, perché insomma la zona è evocata anche per fare delle escursioni, per cui insomma no, è una cosa anche bella. Sì. Abbiamo in progetto anche un villaggio turistico lì nell'area del Sorgente del Natisone, questo proprio per dare un po' di ossigeno, creare un po' di polmone alla zona alta, che è la zona al momento più depressa del territorio. Magari con la collaborazione anche con la Slovenia, con qualche comune, che sarebbe importante, no? Anche perché l'economia transfrontaliera di solito porta benefici a entrambe le parti, no? Sì, abbiamo visto che sul lato diciamo, della parte slovena, dove hanno già questi campeggi, queste comunque attrazioni nell'ambito turistico, ci sono numeri molto importanti di presenza turistica che potrebbe essere diciamo, un momento traslata sul nostro territorio e quindi portare beneficio sia alle nostre attività, ma comunque a far conoscere un nuovo territorio che fino ad oggi comunque è poco conosciuto. Ecco. Sì. Volevo chiedere, per quanto riguarda le associazioni, no? Avete qualche evento particolare, magari questo periodo estivo?
Sì, adesso nel periodo estivo le associazioni si concentrano tutte a realizzare, ognuna nella sua frazione, la manifestazione tradizionale, annuale, proprio per la festa del paese. Perché rientrano comunque quelli che vivono all'estero, è un momento ecco, quanti sono che vivono all'estero, per esempio, più o meno? Ne abbiamo circa quasi, agli AIRE iscritti quasi un 700. Quindi praticamente sono più all'estero che non lì. Più della popolazione residente. In pratica, sì. mamma mia. Sì, Quindi sì. insomma anche quando ritornano, insomma, ci sarà festa e anche le famiglie si rincontrano. Sì. Diciamo, le frazioni si ripopolano, non nei numeri, diciamo, che era a suo tempo, diciamo, il comune Taipana, che comunque sfioccava quasi 4.000 abitanti negli anni d'oro. Però comunque c'è un bel ritorno, quindi si vedono almeno le finestre delle case aperte, no? È un bel vedere, ecco, un bel segnale. Insomma, questo. riprende un po' la vita del tempo, insomma. Per un piccolo periodo. Questa è una peculiarità insomma, da sottolineare. Ecco, per quanto riguarda invece le attività con la Regione, il rapporto come con la Regione è abbastanza buono, insomma. Sì, no, abbiamo un buon rapporto, è chiaro che adesso questi momenti di Covid c'è un momento allontanati tutti, un momento, no? Dal fatto di poter andare sempre negli uffici, no? Insomma, poi ci si è messa anche la guerra adesso, quindi i profughi. Però diciamo, c'è un bel rapporto anche con le direzioni, quindi si cerca di mantenerlo proprio per riuscire comunque a captare, no? La possibilità di cercare degli aiuti, chiaramente dei contributi, dei ristori. Ecco, in ultima analisi, cosa pensa il sindaco di Taipana di queste nuove province LDR, insomma, no? Via Leuti, sono arrivate LDR, stanno cominciando a funzionare, ha dei segnali positivi? Ma sappiamo sì che sono state, diciamo, avviate, ci sarà adesso questo periodo chiaramente di transizione, un momento penso di sistemazione da parte degli uffici. Ci non cambiano un'altra volta, insomma. Ecco. Sì. No, l'importante è sì che dopo vengano mantenute, anche perché così a ricordare, anche quando ero comunque consigliere o assessore del comune, c'era rapporto comunque diretto con la provincia, la gestione dei fondi chiaramente era molto più facilitata, un po' più veloce, insomma. Un po' più veloce, diciamo, rispetto alla regione, ecco. Sì. Va bene, grazie al sindaco di Taipana che ci ha dato una prospettiva, insomma, molto, molto precisa del suo territorio. Tanti auguri a Lancecuti, congratulazioni ancora per questa bella affermazione e noi ci vediamo la prossima volta.